La Regione Siciliana investe nella riqualificazione edilizia ed energetica del patrimonio edilizio siciliano, stanziando 45 milioni di euro dal Fondo Sicilia al fine di finanziare gli interventi di adeguamento e miglioramento sismico ed efficientamento energetico del costruito. Rilanciare la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, ha affermato il Presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, Rino Lamendola, significa segnare una chiara inversione di tendenza sulle errate politiche di governo del territorio adottate negli ultimi 60 anni in Sicilia, politiche che hanno prodotto una abnorme espansione edilizia certamente sovradimensionata rispetto al reale fabbisogno abitativo, un notevole consumo di suolo e il contestuale svuotamento dei nostri centri storici sempre più abbandonati al degrado. I contributi sono riconosciuti nella misura del 50% delle spese sostenute, con massimali pari a 25.000 euro per edifici unifamiliari autonomi e 20.000 euro per unità immobiliari collocati in edifici da 2 a 8 abitazioni. I contributi si riducono a 15.000 euro per ciascuna unità collocata in edifici con più di 8 abitazioni. Le risorse stanziate sono suddivise in 3 anni, pertanto saranno disponibili 15 milioni di euro per ciascuno dei prossimi 3 anni, 26, 27 e 28, con l'obiettivo di promuovere il miglioramento sismico e l'efficientamento energetico del costruito, in linea con le direttive europee sulla decarbonizzazione del parco immobiliare e sulle case verdi. Le modalità attuative che disciplineranno gli interventi e le spese ammissibili e le modalità di presentazione delle domande saranno definite con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'assessore alle infrastrutture e mobilità di concerto con gli assessori all'economia, territorio e ambiente. Invitiamo pertanto i gruppi parlamentari regionali, conclude Rino Lamendola, ad approdare all'unanimità questo disegno di legge, lasciando da parte divisioni politiche, in quanto può costruire un nuovo prezioso strumento per stimolare da un lato la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente e dall'altro un ripopolamento dei nostri centri storici, fondamentale per consolidare le radici culturali della nostra comunità.